Che cos'è FabCube? FabCube è un network di Fab Lab nato circa 4 anni fa qui nella regione del Veneto, che ha messo insieme le competenze di varie realtà distribuite sul territorio per creare un'entità in grado di sviluppare progetti sempre più grandi. 3 parole per descrivere FabCube. Innanzitutto Fab Lab, perché siamo nati tutti come Fab Lab. I Fab Lab sono delle realtà che nascono all'MIT di Boston alla fine degli anni 90, quando un docente ha deciso di aprire i laboratori dell'università e mettere a disposizione delle tecnologie molto innovative, come ad esempio la stampa 3D, a tutta la popolazione. Questo ha determinato una crescita dell'innovazione molto più ampia rispetto a quella che si avrebbe avuto attraverso l'utilizzo dei soli ricercatori interni all'università. Cosa vi ha spinto a credere in questo progetto? Questo progetto è nato appunto dalle competenze che avevamo sviluppato e dalla necessità comunque di ragionare su una dimensione più grande. Non bastava più la dimensione territoriale che avevamo prima, siamo arrivati ad avere una dimensione molto più elevata e allora copriamo tutto il territorio regionale. Che tipo di innovazione portate all'interno della vostra impresa? Di innovativo c'è il mettersi insieme e fare rete. Prima sì, il Fab Lab a livello mondiale è un network, ma è un network molto fluido che prevede qualche incontro, prevede qualche scambio di competenze, ma spesso resta tutto lì. Ora invece sviluppiamo proprio progetti comuni portati avanti su più localizzazioni che consentono un impatto molto maggiore. Quale consiglio daresti a un giovane universitario per approcciarsi al mondo del lavoro? Fare molte esperienze e non fare esperienze in un solo ambito, quindi un'interdisciplinarietà è fondamentale in tutti i settori, soprattutto perché ci troviamo all'interno di una rivoluzione industriale, quella chiamata dell'Industria 4.0, che determinerà un cambiamento in tutti i mestieri. Ora importantissimi studi legali americani si affidano all'intelligenza artificiale nell'elaborazione delle cause, così come fanno i medici, molte diagnosi sono sviluppate da software piuttosto che dall'umano, quindi anche il medico e anche il legale deve saperne un po' di informatica. Così tutti i nuovi lavori vedranno un estremo mettere insieme competenze molto variegate tra di loro, sapere le lingue, saper muoversi, saper girare il mondo e conoscere più cose possibili. Come avete affrontato il periodo di Covid? Ma noi in realtà lavorando su più sedi con team abbastanza fluidi eravamo già abituati a tutto quello che è lo smart working, quindi non è cambiato molto, abbiamo continuato a lavorare come lavoravamo già prima, anzi è stato anche utile perché ha risparmiato magari con qualche cliente un po' più tradizionalista le riunioni da loro piuttosto che i viaggi, si è potuto ridurre questi tempi morti che invece concentrarsi su quello che è il lavoro.